Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha inaugurato alla stazione della metro B Concadoro i nuovi bike parking per gli abbonati metro ed in seguito il secondo murales dedicato al Giro d'Italia, realizzato dall'artista Luca Maleonte alla presenza di Tadej Pogacar, il vincitore del Giro d'Italia. E adesso vi facciamo vedere come funziona. Si va sulla app Bike Parking, si clicca su parcheggia, si vedono i punti di parcheggio per vedere se c'è posto. Andiamo a Concadoro, ce ne sono 72 disponibili. Ecco qui, parcheggia e ci possiamo mettere la bicicletta. Tre buone notizie alla stazione Concadoro. Inauguriamo qui e in altre 10 stazioni della metropolitana altri 255 bike box, cioè dei posti dove i ciclisti possono lasciare le loro biciclette e riprenderle dopo aver utilizzato il trasporto pubblico. Sono completamente gratuiti per tutti i detentori di tessera Metrobus e a breve saranno utilizzabili anche dagli altri a un prezzo modico. Portiamo quindi a 18 le stazioni della metropolitana in cui ci sono 663 bike box. Ed ecco le altre due notizie. Finalmente sono stati riparati i 5 ascensori di Concadoro e sulla piazza abbiamo inaugurato un bellissimo murales dedicato al Giro d'Italia che arricchisce e riqualifica la nostra bellissima piazza. E poi abbiamo avuto una sorpresa meravigliosa, è venuto Tadej Pogacar, fresco della vittoria del Giro d'Italia. Penso il miglior testimonial possibile per la mobilità sostenibile per l'uso della bicicletta. È importante che le stazioni della metropolitana cessino di essere delle specie di non luoghi dove le persone vogliono stare il meno possibile, ma devono diventare dei luoghi accoglienti. Per questo stiamo lavorando sulla riqualificazione della piazza, per questo vogliamo mettere un centro giovani dentro la stazione e per questo è molto bello anche questo murales realizzato da Luca Maleonte.